oggi ti vorrei leggere uno scritto che penso che possa coinvolgere molti di noi ed è uno scritto di Paolo Coelho che scrive questo. Parla di amore. Dicono che durante la nostra vita abbiamo due grandi amori. Uno con il quale potrai sposarti o potrai vivere, può essere il padre o la madre dei tuoi figli. Con questa persona otterrai comprensione. E dicono che c'è poi un secondo grande amore, una persona che forse perderai per sempre, qualcuno con cui sei nato collegato, così collegato che le forze della chimica scappano da ogni ragione e ti impediranno sempre di raggiungere forse il finale che vuoi. Fino a che un giorno smetterai di provarci, ti arrenderai, cercherai un'altra persona che finirai per incontrare. Però ti assicuro che non passerà una sola notte senza aver bisogno di un altro suo bacio o anche di discutere una volta in più. Tutti sanno di chi sto parlando perché mentre stai ascoltando queste righe il suo nome ti è venuto in mente. Ti libererai di lui o di lei, smetterai di soffrire, finirai forse per incontrare la pace. Però ti assicuro che non passerà un giorno in cui non desidererai che qualcuno, anzi che lui o lei sia qui per disturbarti, perché a volte si libera più energia discutendo con chi ami che facendo l'amore con qualcuno che apprezzi. A me ha colpito un sacco, non so perché, magari può colpire anche te. Buona riflessione, ciao, ciao ciao.